Come annunciato nella prima parte del nostro telegiornale, vi mostriamo ora le immagini di Mantova-Treviso, terminata 3-0 per i biancorossi. Mantova in campo contro il Treviso a caccia di una vittoria importante dopo 3 sconfitte consecutive. Il nuovo mister Sauro Frutti ripropone 7/11 della formazione che l'anno scorso vinse il campionato di Serie D. Si rivede dopo 4 mesi Alfonso Caruso al centro della difesa. Nei primi minuti è subito Mantova. Al secondo minuto cross di Bersi, colpo di testa di Franchi, palla in rete, ma l'arbitro D'Angelo Di Ascoli annulla per fuorigioco dell'attaccante biancorosso. Si fa vedere in avanti il Treviso, colpo di testa di Ferretti e braccio di Bersi. Il Treviso reclama un rigore. Un minuto dopo Pietri Biasi viene fermato dal guardaline per un fuorigioco che non c'è. Ma è ancora la terna arbitrale sugli scudi, si fa per dire fallo di mano di Visintini, anche in questo caso l'arbitro lascia correre. Poi buona occasione per Pietri Biasi, il cui colpo di tacco esce a lato di pochissimo. Al 42esimo occasione per il Treviso con Ferretti che solo davanti a Portesi calcia alto sopra la porta del Mantova. Al 45esimo gol dei biancorossi, punizione di Franchi, colpo di testa di Caruso e gol del difensore biancorosso, seconda rete per lui, non poteva festeggiare meglio, un rientro dopo 4 mesi sofferti fuori dal campo. Il secondo tempo dei biancorossi inizia sulla falsariga del primo, al nono, bel tiro da fuori area di Franchi, strepitosa rete di Tanino. 2-0 per il Mantova e quinta rete del numero 10 biancorosso in campionato. 2 minuti dopo Torromino l'occasione buona per riaprire la partita, ma il suo tiro da fuori scheggia la traversa. Il Mantova comunque gioca sul velluto, al 68esimo cross di Colonetti e Pietri Biasi, da vero Condor, qual è il suo soprannome, trova il gol del 3-0 per poi abbandonarsi alla logica esultanza. Entra Del Sante proprio al posto di Pietri Biasi e all'85esimo l'attaccante si mangia il gol del 4-0 calciando addosso al portiere del Treviso, poi in girata non riesce a trovare lo specchio della porta. Arriva poi il fischio finale dell'arbitro, per il Mantova una vittoria importantissima, tanti applausi per i giocatori, qualche fischio ancora da parte dei tifosi nei confronti della società.